È una lieta circostanza, era un pezzo abbastanza lungo che si progettava di realizzare questo sentiero che fa riferimento alla presenza qui del cardinale Angelo Roncalli quando era patriarca di Venezia e aveva un'abitazione proprio qui, quindi lui veniva a passare dei giorni di riposo e passeggiava lungo questi panorami stupendi di San Pietro di Feneto, quindi siamo arrivati a realizzare questa realtà. Plauso al Comune e a tutti coloro che l'hanno voluta e attuata. Penso che sia davvero una bella iniziativa sia per ricordare la figura di Papa Giovanni sia per valorizzare questi ambienti che lo meritano davvero. Questo cardinale che poi diventerà Papa, ricordato anche come il Papa Buono, camminava spesso e si fermava in alcuni luoghi di San Pietro per meditare. C'è proprio un roccolo dietro la chiesa, dietro l'antica pieve di San Pietro, dove lui andava a pregare. Ecco allora che l'idea è stata quella di realizzare questo percorso e di intitolarlo a lui. Ovviamente è una parte del percorso dove lui faceva, poi questo percorso l'abbiamo voluto chiuderlo ad anello proprio per dare il segno di un circuito e proprio per lasciare la sua memoria qui a San Pietro di Feneto. Un ringraziamento va a chi ha veramente investito tempo, sforzi e conoscenze anche per riprendere riprendere il passato e sperare di riuscire a trasferirlo, insomma, a chi vorrà venire a visitare il territorio. La comunità ha dato un segnale molto importante, le istituzioni anche, sia locali che non, vogliono essere vicine a questo meraviglioso progetto che oggi fa sì che grazie allo sviluppo di questa idea nata nel 2013, quando il comitato Papa Giovanni XXIII ha presentato l'idea al comune prima e poi grazie alle carte e a tutte le cose necessarie per iniziare questa attività, siamo riusciti ad andare da Papa Francesco giù a Roma e a presentare e a ricevere la sua benedizione. Una volta rientrati abbiamo presentato il progetto al Vescovo attuale, il quale l'ha sposato in pieno e ha fatto sì che questa iniziativa oggi è diventata realtà. L'amministrazione, le associazioni del territorio, tutti i cittadini hanno partecipato insieme a noi a questo sviluppo, la memoria storica è molto forte e oggi siamo in uno dei luoghi certi. Cioè questa ricerca, portata avanti da Loris Capovilla attraverso i suoi scritti e le sue parole, ha fatto sì che venisse praticamente indicato il roccolo dove siamo oggi, dove, come luogo santo praticamente, dove lui veniva a portare la sua meditazione. Oggi lo sviluppo, seguendo la tua domanda, era quello di arrivare attraverso il nostro cammino a promuovere questo sentiero e diventi oggi uno strumento anche turistico e venga vissuto da chi viene da fuori e possa essere vissuto attraverso quella che è l'antica pieve, dove oggi abbiamo anche un'associazione molto forte che sta sviluppando, e su questa cosa si sta sviluppando anche altri progetti da parte dell'amministrazione, quindi questo è un po' il nostro futuro.